Dal 1° gennaio perderanno il loro posto di lavoro e così nelle ore che precedono il Natale, un Natale che per loro e le loro famiglie sarà amaro, i dipendenti della LGT Italia SRL hanno iniziato lo sciopero sostenuti dalla CGIL che chiede alla magistratura di vigilare sui protocolli di legalità che riguardano gli appalti nel settore della logistica. LGT è una società che ha l'appalto per Autodis, che il gruppo fa parte anche Ricauto, la quale dopo solleciti e segnalazioni di illecito rispetto del contratto nazionale, differenze economiche, ha preso in carico questi lavoratori che erano alle dipendenze di Trasport, c'erano appalti, subappalti. Ad oggi ci troviamo su una situazione che il committente Autodis ha deciso, da nostre informazioni probabilmente, di dare questa attività dove sono coinvolte 40 persone a qualcun altro a partire dall'inizio dell'anno e ci ha lasciato con il cerino in mano e 40 famiglie per strada. Sono 40 i dipendenti che rischiano di perdere il lavoro. I licenziamenti infatti sono previsti solo nella sede di Padova e non in quelle di Modena e Brescia. L'appalto principale per il padovano fa capo a Ricauto, azienda specializzata nella distribuzione di ricambi auto, parte del gruppo francese Autodistribution. Autodis Italia, la capogruppo italiana e la sua controllata padovana infatti hanno confermato la cessazione dell'appalto al 31 dicembre. Ieri c'è stato un incontro urgente in regione con l'assessora Valeria Mantovan. Sono stati fatti parecchi tavoli presso l'unità di crisi Regione Veneto, dove ovviamente si è portati al confronto per trovare una soluzione e si sono presi degli impegni, c'è anche un accordo sottoscritto tra le parti di un rispetto di dignità nei confronti di questo, ma probabilmente questa cosa non viene rispettata perché non c'è un fine economico di interesse del committente e delle società in appalto ovviamente. Il 27 dicembre è previsto un nuovo incontro tra le parti. Nel frattempo l'assessora Mantovan rivolge nuovamente un richiamo alle responsabilità al gruppo francese Autodistribution, ad Autodis Italia, a Ricauto e a LGT Italia.